Piccole istruzioni per l'uso, perché giustamente quando viene poi lo speccigelle voi ci richiamate, chiedete sempre casi specifici, risposte specifiche. Noi vi mandiamo alle sedi dello speccigelle, questa è una soluzione valida sempre, Gianna Bettella ce lo conferma, ma visto che approfittiamo della presenza dei servizi sociali, che quindi ci richiamano subito un ruolo precipuo in questo caso, specifico in questo caso qua. Che cosa può fare la signora Maria che sa che c'è un caso di violenza vicino a lei o subisce della violenza o la propria figlia subisce violenza o la vicina di casa un'amica? Allora, sicuramente il servizio sociale del comune, quindi l'assistente sociale, può ascoltarla e capire cosa sta succedendo e fare un po' un percorso dopo con questa persona. E quindi si può accedere in totale riservatezza, non servono fare chissà quali procedure amministrative. Ecco, quindi basta andare in comune e chiedere di parlare. I colleghi nei comuni piccoli si occupano di anziani, di minori, e nei comuni grandi dopo ci sono un po' delle specializzazioni rispetto a questo, però si può chiedere in totale libertà senza avere nessun timore, si può chiedere, si può raccontare di sé, si può farlo subito, si può farlo in un secondo momento. E si può avere un aiuto quindi? Certo, un aiuto c'è, e in termini di ascolto e di capire cosa sta succedendo, in termini dopo di risorse che si possono attivare. Ecco, certo, perfetto, questo era molto importante. Situazione, sì. Gianna Bettella, c'è un altro capitolo che avete affrontato che è molto delicato anche e anche con la ricercatrice, femminicidio compassionevole. Chiedo appunto la slide dalla regia perché qui possiamo anche leggere i casi che sentiamo purtroppo di cronaca, ma non sono casi, sono fatti veri. Bologna uccide l'anziana moglie e si butta dalla finestra, chiedo perdono. Un'altra notizia, anziana trovata morta nel letto, arrestato il marito. L'uomo l'aveva maltrattata in passato. Poi Maser rientra a casa dopo il ricovero e viene accoltellata dal marito, situazione insostenibile. L'anziana moglie è sfinita dal dolore, lui la soffoca, uccide la moglie malata a bastonate e si suicida. Uccisa in casa, arrestato il marito che ha tentato il suicidio, e via dicendo, tanti di questi casi. Sì, sono quelli che abbiamo chiamato, tra virgolette, femminicidi compassionevoli, e purtroppo sono in aumento, come sono in aumento le coppie anziane, come sono in aumento le donne anziane con malattie croniche o cronico-degenerative. Succede sempre quando c'è la malata e la donna anziana e il partner non sa più cosa fare, come prendersi cura, e addirittura poi, se non si suicida, perché molto spesso avviene, è un atto di omicidio o suicidio, dice che lo ha fatto per non farla soffrire, per non vederla soffrire. Però chi è quell'uomo, insomma, che si prende il diritto di ammazzare la compagna perché non la vuole vedere soffrire? Questo a noi fa pensare comunque a un atto di dominio in qualche modo, di dominio sulla donna, come dire, e del fatto che un uomo rispetto alla cura è in grossissime difficoltà, l'uomo anziano, no? Proprio perché viene da una cultura di tipo patriarcale, in cui tutto fa la donna in casa e l'uomo non fa nulla, in cui chi si prende cura appunto è la donna e non l'uomo, e quindi di fronte a questi casi succede questo. Il problema grosso rispetto a questo è che bisogna tenere invece accesi i riflettori sulle situazioni di grave non autosufficienza. Quando ci sono queste coppie in cui la donna è ammalata, non si possono lasciare da soli, vanno assolutamente aiutati, monitorati, controllati, perché è molto frequente questa modalità. A noi per quello che abbiamo imparato, che abbiamo riflettuto in tutti questi anni, insomma, non riusciamo a chiamarli atti compassionevoli, non riusciamo a pensare che lo ha fatto per l'amore, perché anche in altre situazioni si dice perché una donna viene ammazzata dal maschio
per troppo amore, no? No, questo è un amore malato, è un amore assolutamente che ha come tratto appunto il dominio e per noi va assolutamente perseguito come femminicidio. Chiaro. Invece ci sono sentenze che danno un sacco di attenuanti rispetto a questi femminicidi. Sì, Prego. volevo un po' aggiungere che la responsabilità grande dei servizi in queste situazioni qua. E ogni episodio di questo tipo io sento che è una sconfitta per i servizi, una sconfitta grandissima. E credo che qui insomma, i dati l'abbiamo visto anche prima, no? Sull'invecchiamento della popolazione, sul prolungamento della vita e sulla qualità, ci dobbiamo aprire una parentesi. E quindi tutto questo ci sono tutti gli elementi perché la politica possa attivare dei programmi, dei servizi per andare incontro a queste situazioni. Ma infatti, non possiamo dimenticarci che tra un paio d'anni, 10-20 anni, la popolazione anziana sarà estremamente alta, ecco, con le conseguenze che vediamo e con la difficoltà che hanno le famiglie nell'affrontare queste situazioni. Quando parliamo poi di demenza diventa ancora più pesante. Sì, io dico che anche i figli insomma, dovrebbero in qualche modo riattivarsi rispetto alle situazioni dei loro genitori, chiedendo l'accesso ad altri servizi, chiedendo la sicurezza che ci sia un supporto familiare, sociale e domiciliare. Ecco, quindi. Certo. Dottoressa, volevo chiedere anche il suo intervento relativamente alla ricerca nel tempo che ci resta. Ci sono dei dati anche qui importanti che avete analizzato del numero dei femminicidi, che quindi sono per motivi di genere, i dati 2018-2023, abbiamo anche una slide di supporto, e gli omicidi volontari per genere nel 2023. Prego. Sì, noi in realtà abbiamo voluto approfondire questa ricerca anche perché dal punto di vista della distribuzione dei femminicidi e dei tassi di femminicidi, quello che abbiamo notato è che quelli nei confronti della popolazione anziana erano stabili se non in crescita negli ultimi decenni, e quindi chiaramente siamo di fronte anche a un fenomeno che inevitabilmente, appunto, anche per il crescere della popolazione, o meglio, inevitabilmente sarebbe bene evitarlo, ma è stato crescente. In questo caso noi vediamo il numero di donne uccise, chiaramente lo sappiamo bene che poi non sono numeri, sono persone. Sì. Vediamo la caratteristica principale che distingue gli omicidi contro le donne e quelli contro gli uomini, che è il fatto che quelli contro le donne avvengano in famiglia, che prevalentemente siano ad opera di partner. Infatti vediamo la slide successiva mentre lei parla, che ci sono omicidi volontari per genere e sono sottolineati con dei quadretti rossi, come quello che dice in ambito familiare o affettivo o da partner ex partner. Ecco, prego. Eccoli, appunto, il partner ed ex partner sono sostanzialmente gli autori più frequenti nei confronti degli omicidi contro le donne, con tra l'altro una nota dal punto di vista, come dire, dei dati sul fatto che talvolta quella categoria partner rientrano gli ex partner nel momento in cui la decisione di essere lasciate, l'abbiamo visto benissimo in questi ultimi 10 giorni, viene presa e non viene accettata. Volevo dire un'altra cosa molto veloce, dicendo che c'è un altro mezzo in realtà a cui rivolgersi, e lo dico anche da persona che si occupa di dati, perché poi i dati più importanti che abbiamo sulla violenza li abbiamo dal 1522, quindi questo numero antiviolenza che si può chiamare, che è un mezzo che probabilmente può anche essere più semplice anche per la popolazione anziana, e lo abbiamo visto perché durante la pandemia sono stati ricevute più
più chiamate, e nel momento in cui viene fatta divulgazione, informazione rispetto a questo mezzo, viene utilizzato di più. È chiaro che poi c'è un passaggio in seguito da fare appunto al comune oppure al centro antiviolenza più vicino, ma come primo passo per avere delle linee guida su come comportarsi può essere un buon passaggio, ecco. Perfetto. Sì. Poi ci sono, Rosanna Bettella, dei nomi che voi avete voluto ricordare, qua c'è anche Sì, sono un'ultima quelli... slide di femminicidi più recenti, no? Sì, sì, sono quelli che sono state le donne che sono state ammazzate quest'anno, che vengono considerate femminicidi nel Veneto. Guardate che sui dati comunque rispetto a femminicidi, omicidi di donne e quant'altro c'è una gran discussione in atto, perché si parla, fanno l'elenco, si vedono nei social, elenco di 106 donne ammazzate. Sì, certo, ci sono 106 donne ammazzate nel 2023, ma non tutti sono femminicidi. E anche sui femminicidi ci sono diversità, e quindi noi abbiamo enucleato qua nel Veneto 4 sicuri femminicidi, di cui l'ultima è Giulia, insomma, che abbiamo credo in questi giorni tutti quanti nel cuore, che sta davvero provocando una risposta che non avevamo mai pensato fosse così alta e così numerosa, no? Ci sono manifestazioni ogni giorno, ce ne sarà una anche perché il racconto è stato fatto mentre normalmente si racconta la notizia, si inizia la notizia, il fatto, ormai noi siamo tutti vaccinati a questo, il racconto del fatto quasi fosse un reality, il rendere partecipe step by step ha coinvolto tantissime anche persone giovani. Siamo purtroppo in chiusura, ultima battuta, faccio vedere la slide di tutti gli eventi del 25 novembre che avete organizzato, la locandina in Veneto, sono veramente tantissime. Prego Rosanna Bettella, una battuta di chiusura. Sì, naturalmente come ogni anno, per tutto il mese di novembre, ormai stiamo anche andando a dicembre, insomma si fanno iniziative in tutti i territori, nei più piccoli paesi come nei capoluoghi, per dibattere, per discutere, per affrontare i temi delle E quindi è bene violenza. partecipare, insomma, essere attivi e segnalare sempre. Grazie. Allora, grazie a Rosanna Bettella, responsabile coordinamento donne SPCGIL del Veneto. Le sedi SPCGIL sono luoghi anche deputati a questo, quindi ci sono degli uffici, degli sportelli, delle persone che possono dare una mano. Franca Bonin, consigliera ordine degli assistenti sociali del Veneto, grazie anche a lei di essere stata qui con noi, preziosa testimone di quello che avviene, che si può fare. E poi la dottoressa Alessandra Minello, grazie dottoressa, ricercatrice in demografia all'Università di Padova, con l'IRES naturalmente ha collaborato a questa preziosissima ricerca che resta aperta, per cui la integrerete e lo SPI continuerà naturalmente, speriamo a non raccogliere così tanti dati naturalmente, però a sensibilizzare l'opinione pubblica, a sensibilizzare anche le istituzioni per cercare di fare qualche cosa di concreto. Grazie a voi di aver partecipato, di averci seguito, la puntata poi la rivedete anche sul web. Grazie, a presto.